in Veneto, a Padova casi triplicati in una settimana, non c'è preoccupazione, dicono aziende ospedaliere e regione, ma dobbiamo stare attenti, le terapie intensive ampiamente sotto controllo. Effetto Green Pass, oltre il 20% in più di certificati di malattie in Veneto da venerdì, Maglia Nera, Venezia, Belluno e Rovigo. L'Inps mette in campo altri medici fiscali per i controlli incrociati. Sabato torneranno in Italia le ceneri di Veronica Zanon, la 19enne di Mestre morta in Olanda per un aneurisma. Oggi la cremazione, la nonna in lacrime tornerà tra le braccia dei suoi genitori. 48 anni di carcere complessivi per la banda di Gioffai Trevigiani che nel 2019 fece saltare in aria decine di sportelli bancomat tra la Marca e il Padovano, la sentenza del Tribunale di Padova. Pregiudicati ufficialmente nullatenenti, in realtà possessori di mobili, terreni e auto, carabinieri e guardia di finanza sequestrano beni sospetti per 120.000 euro a marito e moglie tra Bassanese e Padovano. La staffetta della pace organizzata dall'Associazione Nazionale dei Bersaglieri in occasione dei 100 anni del Milite Ignoto ha fatto tappa questa mattina a Bassano, il primo dei 5 appuntamenti in Veneto. Più di 7 secoli di vita raccontati con lucidità e gioia, grande festa al centro Nazareth di Padova che ha festeggiato le sue ultracentenarie. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano dunque l'andamento della pandemia nella nostra regione, perché in controtendenza con i giorni scorsi, oggi in Veneto registrati il doppio dei contagi rispetto a 24 ore fa. Ed è boom di tamponi per effetto del Green Pass, ma il dato che conta sono le terapie intensive che restano stabili, le rassicurazioni della regione. In 24 ore più che raddoppiati i casi di positività al Covid in tutto il Veneto, con 455 nuovi contagi, vale a dire appunto quasi il doppio rispetto a quelli della giornata di martedì, così secondo i dati diramati da Azienda Zero della regione. Oggi abbiamo, mi sembra, quasi 500 positivi. I giorni scorsi eravamo con un numero un po' più basso, dobbiamo dire la verità, sappiamo poi che il fine settimana i numeri sono sempre un po' inferiori. Aumenti di contagi certamente in controtendenza rispetto ai dati sempre regionali degli ultimi tempi, spiega lo stesso assessore, che però rassicura. Però abbiamo visto che le terapie intensive sono stabili e questo insomma è sicuramente un dato per noi molto importante, ma anche un dato di riferimento. Dall'avvento dell'obbligatorietà del Green Pass ha aumentato anche il ricorso di molti lavoratori alla malattia. Sicuramente ho avuto notizie che è stato un aumento da questo punto di vista, però non mi risultano contatti con l'Inps oppure richieste precise su questa tematica. In netto rialzo anche il ricorso all'uso dei tamponi, sempre legati al Green Pass. La Regione sta cercando di capire l'esatto numero dello screening quotidiano, dopo che nella scorsa giornata di lunedì i tamponi effettuati in tutto il Veneto hanno superato la soglia dei 140.000. Abbiamo sicuramente un aumento costante importante dei tamponi, stiamo un po' ricostruendo anche il numero complessivo dei tamponi che vengono erogati giornalmente, sono sicuramente aumentati, questo perché anche le farmacie stanno spingendo molto. Come contraltare, molte le prime dosi di vaccino effettuate nella sola giornata di martedì scorso, con 3.000 nuove dosi, prime dosi, e altre 3.000 sono le terze dosi. Sono già state date indicazioni alle aziende sanitarie che stanno chiamando i comitati di settore per predisporre appunto la campagna su tutta scala regionale, che ricordiamolo parte per quanto riguarda l'antinfluenzale dal 2 di novembre. E a Padova contagi in risalita, secondo i dati diffusi dall'azienda ospedaliera, in una settimana triplicati anche i ricoveri. 24 persone attualmente ricoverate, un numero basso ma purtroppo triplicato rispetto alle 7 della scorsa settimana. Crescono i contagi a Padova, dove la media dell'incidenza sale oltre il 2% e supera quella nazionale. Non è ancora alle spalle la pandemia, lo confermano i dati diffusi dall'azienda ospedaliera di Padova. Abbiamo registrato questa settimana un numero di ricoveri notevolmente superiore rispetto alla settimana precedente. Naturalmente parliamo sempre di unità.
Quindi sono numeri che in linea generale non ci preoccupano, ma ci fanno stare molto attenti. Attualmente i ricoverati sono 38, 72 anni l'età media, la più giovane una donna incinta di 33 anni, il più anziano un 92enne. 10 le persone in terapia intensiva, 17 nel reparto di malattie infettive, ma la preoccupazione è legata alla stagione. Certo che andiamo verso l'autunno e quindi accanto alla presenza del virus sicuramente si manifestano anche altre patologie su cui il virus può, come dire, interferire e aggravare il quadro clinico della persona. Questo potrebbe essere una spiegazione. Ad aumentare in modo consistente effetto Green Pass sono stati i tamponi pagati dai cittadini. Nell'ultima settimana sono stati 1173 quelli effettuati a pagamento nell'azienda ospedaliera di Padova. Il picco si è registrato lunedì, 354. La scorsa notte sono stati 32. Un ospedale è tornato quasi alla normalità, precisa il direttore. L'ospedale, dobbiamo dirlo, sottolinearlo e quindi anche ringraziare tutto il personale che sta lavorando all'interno della struttura ospedaliera, sta lavorando direi quasi nella piena normalità, e questo è un dato molto importante perché dobbiamo, come ben sapete, dare le risposte a tutte quelle patologie che in qualche modo avevano subito un ritardo nella loro presa in carico. Insomma, lo stiamo facendo, sta andando bene. Parliamo di Green Pass perché uno degli effetti sortiti dalla misura è quello dell'incremento tra venerdì e lunedì dei certificati di malattia. L'INPS del Veneto aumenta il numero di medici per le visite fiscali. Noi ce lo attendevamo e quindi avevamo attivato dei meccanismi di monitoraggio. Il nostro obiettivo era appunto renderci conto tempestivamente del fatto che eventualmente ci fosse questo incremento per potenziare il numero dei medici che effettuano le visite fiscali. Nessuna sorpresa per l'INPS regionale per quello che sembra essere uno degli effetti dell'obbligo di Green Pass al lavoro, ovvero l'aumento significativo dei certificati di malattia. E i dati parlano chiaro. Venerdì si è registrato un incremento nel privato del 23% e del 31% nel pubblico rispetto al venerdì precedente, complessivamente un più 25%. Lievemente in calo la percentuale di lunedì con un 21% in più di certificati di malattia rispetto allo stesso giorno della settimana prima, 20% in più nel privato e più 17% nel settore pubblico. Un incremento che nella giornata di venerdì è stato sostanzialmente di un quinto, addirittura quasi di un terzo per quanto riguarda il lavoro pubblico e che anche lunedì continua con questo trend. In assenza di altri elementi viene quindi automatico collegare questo incremento alla certificazione verde. Quando tu vedi che nella giornata di venerdì l'incremento di una realtà come Venezia, no, è di più 42%, no? Ci sono alcune aree che oggi ha più 52%, troviamo delle aree in cui non ti sai spiegare diversamente questa anomalia, no? Perché non vi sono fattori di carattere diverso, epidemiologico. Significativo il dato della provincia di Venezia, ma a livello provinciale ad aver registrato venerdì l'incremento più importante è stato il Rodigino con un più 26%, a seguire il Bellunese con Agordo che ha avuto nella stessa giornata un dato ancora più elevato, più 31% di certificati rispetto al venerdì precedente. La Marca Trevigiana ha invece segnato il minore incremento, più 6%. La risposta dell'INPS a questo fenomeno arriva attraverso un aumento delle visite fiscali, mettendo in campo una decina di medici in più per arrivare in tutta la regione ad un'ottantina di dottori. Questo è il nostro comportamento in risposta a questo tipo di situazione che è evidentemente anomala. Insomma. Visite fiscali che vengono disposte automaticamente dall'INPS, ma che possono anche essere chieste dal datore di lavoro, come è accaduto negli ultimi giorni. Soprattutto nei settori che sono stati maggiormente interessati da quelle che sono state le dinamiche anche di conflitto e un po' anche di prova di forza, no? Con i lavoratori abbiamo ovviamente ricevuto in maniera quasi, come dire, scontata richieste specifiche di valutazione medica. La cronaca: sabato torneranno in Italia le ceneri di Veronica Zanon, la 19enne di Mestre, morta in Olanda a causa di un aneurisma. Oggi la cremazione, la nonna in lacrime dice tornerà tra le braccia dei suoi genitori. Mi sento strana, poi il nulla. Sono state queste le ultime parole di Veronica Corinne Zanon, studentessa mestrina di 19 anni che ha perso la vita nel suo appartamento di Amsterdam dove viveva dallo scorso anno a causa di un aneurisma.
La ragazza sarebbe stata trovata in fin di vita verso mezzogiorno di sabato dal fidanzato, ma già dal pomeriggio precedente sembra si fosse sentita male mentre era in giro con alcune amiche. Avrebbe iniziato a sentire freddo, preferendo rientrare a casa e dicendo al fidanzato che si sarebbero visti il giorno seguente. Quando però è arrivato, ormai era troppo tardi. I soccorsi e il trasferimento in ospedale sono stati vani. I genitori di Veronica sono corsi ad Amsterdam domenica per parlare con i medici. Oggi è il giorno più duro, il commento della nonna paterna Nadia. Non se l'è sentita di rilasciare alcuna intervista, ma con la voce rotta dal pianto ha raccontato che proprio oggi è il giorno della cremazione. Veronica tornerà a casa senza vita in aereo tra le braccia dei suoi genitori, ha detto ancora. Era una ragazza splendida, bellissima, solare, continua la nonna. Sarebbe dovuta andare in Inghilterra, ma poi, causa Brexit, è andata in Olanda. Siamo tutti sconvolti, ha concluso. Il rientro delle ceneri in Italia è previsto per sabato prossimo, da decidere la data dei funerali. Veronica Corin aveva frequentato le elementari e le medie alla Scuola Internazionale di Mestre, per poi diplomarsi all'H-Farm di Roncade. Era appassionata di moda, per questo aveva deciso di intraprendere il suo percorso di studi universitari a Londra, salvo dover ripiegare, proprio come ha raccontato la nonna, sull'università della capitale olandese. Banda dei bancomat, pene per quasi mezzo secolo, mano pesante della magistratura per i malviventi che hanno messo a segno decine di colpi proprio ai danni degli sportelli bancomat, l'operazione dei carabinieri di Treviso e Padova. Aveva messo a segno una trentina di colpi. La banda dei bancomat è stata condannata in primo grado. Pene detentive dai 10 ai 14 anni per un totale di quasi mezzo secolo. Lo ha deciso il Tribunale di Padova. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Benedetto Roberti sono state condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Treviso e della compagnia di Padova. 5 i componenti della banda, 4 residenti nel Trevigiano ed 1 nel Padovano, devono rispondere di associazione a delinquere dedita a furti con esplosivo a danno di sportelli postamat e bancomat del nord Italia. Il primo colpo fu messo a segno il 1 luglio del 2019 nel Padovano, poi una raffica di furti in tutta Italia da Trento a Pordenone. Non solo, nell'aprile del 2019 i malviventi fecero saltare in aria anche lo sportello Banca Intesa di Arten in Belgio, che gli fruttò un bottino di 500.000 euro. Il modus operandi era sempre lo stesso: utilizzavano congegni esplosivi realizzati artigianalmente con polvere pirica collegata ad un cavo elettrico. Nel settembre del 2019 i carabinieri fecero un blitz nei campi nomadi di Ponzano e Vedelago, dove recuperarono passamontagna, arnesi da scasso e utenze telefoniche anche belghe. Non solo, ma i militari trovarono nascoste nelle proprietà di alcuni componenti della banda 130.000 euro in un barattolo di plastica, 64.280 euro in una finta tubatura di scarico ed ancora recuperate anche banconote macchiate di rosso provento dei furti. Indagini serrate che hanno portato a disarticolare un sodalizio criminale. Pene elevate per 4 dei componenti, uno solo con una condanna minore per un ruolo nella banda marginale. Brillante operazione congiunta tra Guardia di Finanza e Carabinieri di Bassano che hanno eseguito un sequestro di urgenza tra Valbrenta e Monselice. Maxi blitz della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Bassano che hanno provveduto a un sequestro d'urgenza di immobili, terreni e automezzi per un valore che si aggira sui 120.000 euro, riconducibili a una coppia tra 35 e 40 anni residente a Valbrenta in territorio di San Nazario. L'indagine è partita ancora nel 2016 quando i due pregiudicati, con all'attivo una sfilza di reati contro il patrimonio, hanno acquistato un appartamento in Vallata e alcuni terreni nel Padovano, pur dichiarando d'essere nulla tenenti. Gli inquirenti, dopo una serie di verifiche e controlli, sono arrivati alla conclusione che il denaro utilizzato per acquistare i beni non poteva essere altro che provento di attività illecita. Il Tribunale di Venezia ha fatto scattare così il sequestro d'urgenza per evitare che i due se ne liberassero, che ha interessato l'appartamento di San Nazario, dove vivono marito e moglie, le terre di Monselice, 8 auto trovate tra il Bassanese, il Veneziano e la provincia di Rovigo e 2 camper. Il lavoro dei Carabinieri e della Finanza non si ferma. Maxi sequestro di droga a Padova. La polizia ha arrestato 2 albanesi che viaggiavano con mezzo chilo di stupefacente nascosto in auto. Altri 15 chili sono stati trovati nell'abitazione di uno dei 2.
Era nascosto qui nel vano airbag di quest'auto il mezzo chilo di marijuana che 2 albanesi, noti trafficanti di droga, avevano recuperato in via Configliachi a Padova e, nascosto all'interno di una busta della spesa, era pronto per la consegna. A notare i 2 alcuni poliziotti della squadra mobile che hanno avvisato i colleghi delle volanti, che hanno subito fermato l'auto sulla quale stavano viaggiando. Al momento del controllo i 2 sono apparsi nervosi, tanto che uno ha tentato di fuggire. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno scoperto il vano creato all'interno dell'airbag apribile grazie a un meccanismo azionato da un magnete. All'interno, in una busta di plastica, era nascosto mezzo chilo di marijuana. Ma il quantitativo di droga più ingente è stato trovato a casa dei 2, che sono stati arrestati: 5,5 kg di cocaina, oltre 5,5 kg di marijuana e quasi 10 kg di hashish, tutti sottoposti a sequestro. In casa è stata recuperata anche una pistola. La sentenza della Cassazione non concede scampo ad un casertano di 40 anni residente a Belluno, 3 anni e 2 mesi di carcere, la pena inflitta in via definitiva all'uomo per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni. Percossa violentemente con pugni, schiaffi e calci, insultata e costretta a subire atti sessuali. È la storia di una vita d'inferno, quella che una 30enne madre di 2 figli, tuttora minorenni, palesa ai carabinieri di Belluno nell'agosto di 4 anni fa nella sua denuncia circostanziata ai militari dell'Arma, che fa emergere un quadro di violenze familiari reiterate, iniziate molto prima, nel 2015. Il carnefice è il suo convivente, un 40enne residente in città di origini campane, per il quale da ieri si sono aperte le porte del carcere dopo la conferma della Corte di Cassazione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Belluno a 3 anni e 2 mesi di reclusione per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni. Nell'agosto del 2017 la donna, con un occhio tumefatto, si presenta ai carabinieri del nucleo per il contrasto alle violenze di genere per denunciare il compagno. Il suo racconto agghiacciante parla di un uomo che da anni la sottopone a violenze fisiche e psicologiche, la priva dell'autonomia economica e decisionale, la minaccia di toglierle i figli e di mandarla fuori casa. L'uomo viene denunciato, ma il suo comportamento resta tale e quale, anzi, neppure un mese dopo la brutalità nei confronti della madre dei suoi figli diventa, se possibile, ancora più disumana. In un episodio il 40enne colpisce la donna con schiaffi e pugni, arrivando a sbatterle ripetutamente la testa contro una parete. In un secondo caso l'uomo fa oggetto, la sua compagna, di insulti irripetibili e sputi, poi la costringe a subire atti sessuali. Il GIP del Tribunale di Belluno a quel punto emette la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, scatta l'iter della procedura giudiziaria, arriva la condanna e ora anche la sentenza definitiva emessa dalla Suprema Corte, che oltre a confermare la pena inflitta all'uomo la decadenza della potestà genitoriale, l'interdizione perpetua dall'esercizio di tutela e curatela, oltre che da una professione e da un'arte, la perdita perpetua del diritto agli alimenti, l'esclusione della successione della persona offesa e l'interdizione per 5 anni dei pubblici uffici. Voltiamo pagina. La staffetta Cremisi della Pace, organizzata dall'Associazione Nazionale dei Bersaglieri in occasione dei 100 anni del Milite Ignoto, ha fatto tappa questa mattina a Bassano del Grappa. Si tratta della prima delle 5 tappe venete. Guidata dal maestro Stefano Logliato. Ecco i tanti labari della regione Friuli Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige e Veneto. E dopo la fanfara, i labari, i medaglieri, il gonfalone della città di Bassano, arriva in piazza Garibaldi la staffetta Cremisi della Pace, organizzata dall'Associazione Nazionale dei Bersaglieri per il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto da Aquileia all'Altare della Patria a Roma. Dal podista e da 2 altri bersaglieri in perfetta divisa. È la prima tappa veneta della staffetta che unirà Trento con Trieste, ripercorrendo il fronte del primo conflitto mondiale, toccando alcuni dei luoghi di memoria più significativi della Grande Guerra.
6 delle 11 salme di militi esumate partirono proprio dal Veneto alla volta di Aquileia. 4 sostarono presso la caserma Cimberle Ferrari a Bassano per 7 giorni e 7 notti. La numero 1 proveniente dal Trentino, la 2 dal Pasubio, la 3 dall'Ortigara, la numero 4 dal Montegrappa. Il 28 ottobre 1921 Maria Bergamas, che in guerra aveva perso un figlio, scelse ad Aquileia tra le 11 salme arrivate il milite ignoto. 100 anni dopo, la staffetta della pace dei bersaglieri vuole ricordare quei fatti, onorare il milite ignoto, onorare tutti i caduti. Vi ringrazio per l'invito ricevuto, ma mi spiace comunicarvi l'impossibilità di poter presenziare. Dopo la lettera di saluto del presidente del Veneto Luca Zaia e i discorsi delle autorità, la cerimonia si è spostata in piazzale Trento, al monumento dei bersaglieri. La città di Bassano, medaglia d'oro al valor militare, saluta così la staffetta Cremisi della Pace, nel ricordo di ogni soldato che ha perso la vita sul fronte, qui come sul Monte Grappa, seconda tappa veneta della staffetta dei bersaglieri. Più di 7 secoli di vita in 7, grande festa al centro Nazareth di Padova che ha festeggiato le sue ultracentenarie. Una festa speciale al centro Nazareth di Padova, una festa per 7 ultracentenarie. Buongiorno a tutti, buona giornata. Antonietta Marcato ha spento 106 candeline ad aprile, 4 figli, di cui una mancata poco più che dodicenne. Ci racconta di aver visto tutte le guerre. Tutte le guerre mondiali. Avevo il bambino in braccio, mi passava da passo Travis. E il signore ufficiale non mi ha fatto niente, per fortuna. Con lei ci sono Pierina, 103 anni, Elvira e Agnese, 102, Maria Silvana e Alma, 101, Lia e Bruna, 100. Hanno vissuto, hanno sofferto e hanno gioito. Bella i fiori, la nascita dei figli, ti senti un Dio. La famiglia è una bella cosa. In molti si chiedono il segreto della loro longevità. Il segreto è andare d'accordo con tutti. Lavorando, camminando tanto e fare vita un pochettino non di festa, meno festa. Stare in campagna, muoversi, mai sedersi. Io penso che sia quello di non stare fermi. Ho fatto tanta bicicletta, tanto piedi, tanta bicicletta. La bicicletta è una cura quasi, perché si sta attenti col cervello dove vai. E più le gambe sta in movimento. Con l'aiuto di Dio si fa tutto. A salutarle anche il vice sindaco di Padova, Andrea Michalizzi, che ha voluto omaggiare queste concittadine. Tante storie che ancora, come dire, sono cariche di vita e credo che sia un bel segnale, quindi auguri alle nostre centenarie. E auguri naturalmente anche da parte nostra. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio come sempre le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Ben ritrovati al meteo.
Pressione atmosferica in calo, una perturbazione sospinta da venti meridionali interessa il nostro territorio, dove il tempo peggiorerà nella giornata di giovedì 21 ottobre. Nel dettaglio, sul Veneto cielo molto nuvoloso, fino al mattino probabilità bassa di piogge sparse. Dal pomeriggio precipitazioni più frequenti e discontinue si verificheranno in vari momenti e risulteranno piuttosto diffuse, localmente anche moderate. Venti moderati da sud-ovest, temperature stazionarie, minime tra 8 e 13 gradi, massime comprese invece tra i 13 e i 18 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui stessa situazione, lo vediamo, molte nubi con rovesci dappertutto, a tratti anche di forte intensità. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime sui 14-16 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo piogge diffuse anche in questo caso al mattino, a seguire qualche parentesi più asciutta. Temperature minime intorno ai 6-9 gradi, massime sui 18 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Moreno Tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto. Presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.